C'entro anch'io, c'entro anch'io. Sì, siete di nuovo qui con noi a Centro Anch'io, ci fa molto piacere, speriamo anche a voi. Questa breve puntata è dedicata a San Michele, la merenda, la Oolong-Ciel. È tornato Angelo il cremonese, lei cos'è conosciuto come il cremonese, no? Il cremonese, è conosciuto come il cremonese, Angelo? Sì, il cremonese Angelo, cosa vuol dire? No, di Cremona, no? Ci diceva l'origine di Cremona. Lei capita ancora dalle sue parti, là in provincia di Cremona? Spesso. Senta Angelo, guardi un po', a San Michele la merenda la Oolong-Ciel, a San Michele la merenda la Oolong-Ciel, cioè? A San Michele la merenda vola alta, cioè si fa più tardi, dai. San Michele, lei si ricorda il giorno di San Michele? 29 settembre. Si fa buio un po' prima. Lei fa ancora la merenda, le piace far merenda, signor Angelo? Come no? Qual è la sua merenda? Ce lo dica. La merenda dipende, io come cremonese, roba di salumi, poi diciamo così prosciutti, culatelli, quella roba lì. Benissimo, che Dio la benedica, grazie Angelo. Bruno, agricoltore ancora in piena attività, cioè no in questo momento, insomma in questa stagione così un po' invernale no, però ci sarà da fare. Ma c'è qualcuno che l'aiuta nel... Sì. Installo ad esempio un uomo e poi mi faccio aiutare dai contoterzisti per i lavori di campagna. Caspita, tanta roba, quindi campi coltivati. Coltivati a che cosa, Bruno? Di solito mais, erba medica, soia, a volte anche frumento. Comunque... I capi, quanto bestiame? Sono 2000 capi di suini. Ce lo teniamo stretto, ce lo teniamo amico il signor Bruno, perché mi sa che qualche salamino lo potremmo rimediare da lei, vero? Se venite in azienda una qualche fetta si può anche rimediare sicuramente. Dica a bassa voce perché poi, sa, siamo ascoltati e seguiti da tanti, fortunatamente. Vabbè, insomma, mettetevi in coda, mettetevi in lista. Bruno, attenzione, qua non si parla né di salumi, né di insaccati, né di maiali, né di frumenti, ma si parla di santi e nello specifico di uno. San Michele. A San Michele la merenda la Oolong-Ciel. Cioè? Probabilmente il periodo in cui non si fa più merenda perché si accortano le giornate e allora praticamente si passa direttamente alla cena. Bravo Bruno, grazie. Grazie a voi, arrivederci e buona fortuna. Il signor Giorgio, eccolo qui. Qua Giorgio, siamo stati tutti ragazzi. Tu fai merenda, ti piace? Hai tempo, la possibilità di consumare la merenda pomeridiana? Spesso e volentieri, quando posso. Bella pratica. E possiamo chiederti qual è la tua merenda preferita? Ma dipende, a volte il salato, a volte il dolce, di tutto e di più. Bene Giorgio, qui però la merenda, insomma, la Oolong-Ciel, ma non sempre, a San Michele la merenda la Oolong-Ciel. A San Michele la merenda la Oolong-Ciel, San Michele la merenda Oolong-Ciel vuol dire che... San Michele è fine settembre, 29 settembre. Si stanno stringendo le giornate, probabilmente, e quindi la merenda vola in cielo. Se la piglia qualcun altro, ma tu la fai comunque anche quando le giornate sono cortine la merenda, vero? Tendo. A San Michele la merenda la Oolong-Ciel, 29 settembre San Michele Arcangelo, in quei giorni le giornate iniziano proprio ad accorciarsi. E quindi anche i bimbetti che all'epoca andavano a scuola, insomma, saltano la merenda e passano direttamente alla cena, anche perché poi i bimbetti del tempo che fu in quei giorni proprio iniziavano l'anno scolastico. A San Michele la merenda la Oolong-Ciel. Vabbè, vedremo insomma, adesso intanto vi salutiamo e sarà per la prossima, arrivederci.